Granno da sinistra verso destra, vedete l'unico Mezia, completo Cordò, da destra verso sinistra la Roma Calcio femminile. Inizia ora l'incontro, la numero 6 che gira il pallone. Numero 10 sull'out di sinistra in mezzo al campo per la numero 6. Ora Terzino che avanza palla al piede, pressato da Padovan, gliela sradica. Parte quindi il primo contropiede fermato dall'arbitro per un fallo ai danni di Lauria. De Stradis con un rimpallo riesce ad andare avanti Lauria. Tra De Stradis in mezzo al campo, lo scambio che riesce con Lauria. 1-2 ancora per De Stradis, supera un giocatore. Questa è la prima rimessa del match. Cioè, hai ravvinato qualcuno? Sì, io volevo spacciatore. Spacciatori di caramelle. No. Fuori gioco di Lauria, la numero 7, quindi calcio di punizione per la Roma Calcio femminile. Giocano corto, ora è Falloni verso Di Bernardino, sbaglia il passaggio, a sua volta gira palla in mezzo al campo, va in pressing, palla che rimane lì pericolosa, allontana poi la numero 8, va in pressing Gagliassi, ancora la Roma Calcio femminile, l'1-2 in mezzo al campo, non riesce, Lauria intercetta, poi la perde, a sua volta Bartolucci allarga a destra, perdono ancora palla gli bianchi. Sull'out di destra il capitano si lascia sfuggire la marcatura, tornano dietro in mezzo al campo, può tirare la numero 2, supera un uomo e la conclusione, il palo clamoroso della numero 2 Falloni. Calcio d'angolo battuto dentro, la spizzata rimane lì, ancora un pericolo e la rete dell'1-0 della Roma Calcio femminile dopo un calcio d'angolo che è stato battuto, la palla è arrivata sul secondo palo e una giocatrice ha facilmente spedito la palla in rete.
arriva in mezzo all'area la numero 1 Mari, blocca la sfera, riparte con Di Bernardino, l'1-2 riesce, poi scaraventa la palla fuori e rimessa laterale per l'Unipomezia. Va in pressing la numero 7 Bartolucci, supera la giocatrice, poi ancora Di Bernardino allontana la difesa dei rossi, la sponda di Gagliassi per Marini che la perde, ancora Gagliassi la mette giù col petto, si gira e allarga a sinistra, poi in scivolata bene Bartolucci. Ora la Roma Calcio Femminile riprende a giocare, poi perde il pallone, quindi azione pericolosa dell'Unipomezia che a sua volta perde il pallone, tanti errori. La numero 2 Falloni che ha scheggiato un palo in precedenza. Indietro verso Mari che se la cava in qualche modo col sinistro. Ancora Falloni, alza la testa, avanza davanti in profondità il pallone, la numero 11 sgambato ed è Stradis che chiude la strada. Bartolucci con un fallo forse che l'arbitro ritiene da fischiare, pallone in avanti che lo Staio blocca, il lancio lungo di Lo Staio sulla sinistra per Berardi, non ci arriva, numero 11. Pallone lanciato in avanti, non c'è nessuna giocatrice, va adesso in pressing Gagliassi, la difesa dei bianchi ne esce bene, subisce un fallo anche centrale della Roma Calcio Femminile. Flavia, dai Flavia! Lavi. Fatela girare! No, che si fa male.
Il filtrante della numero 11 esce lo staglio e blocca tranquillamente. Lancio lungo per Gagliassi, la stoppa col petto, la mette giù, fa sportellate, ne esce bene, lancia in profondità Bernardi, fermata sul più bello. Ancora la numero 8, Carusotti. Padovan lotta, parte in velocità la numero 10, l'unico Mezia, ora si accentra, sterza in mezzo al campo, il passaggio di Gagliassi, non si capiscono le due, però c'è ancora Berardi a sinistra, scarica dietro, alza la testa, dovrebbe passarla, duro scontro in mezzo al campo, la numero 8 prova passaggio centrale per Gagliassi, Falloni che allontana, ora contropiede con la numero 10 di Bernardino, passaggio che viene intercettato dalla difesa dei Rossi, la numero 6 Giuliano, ora di Bernardino, lanciata, prova a superare la sua diretta avversaria, sterza in mezzo al campo, sponda per la numero 7 che prova la conclusione distante dalla porta di Lo Staglio. Passa Gagliassi, la portiera avversaria Mari la vuole passare, prova Padovan, Gagliassi lanciata a rete ma è netto fuori gioco, qui ingenuo Padovan lancia a rete Gagliassi nettamente in fuori gioco. Profondità per Di Bernardino, riesce a tenerla in campo, allontana poi senza fronzoli, scade in fuorigioco Gagliassi. Parte Berardi sulla sinistra, cerca di superarne almeno 3, buono disimpegno di Berardi, ora Gagliassi ancora per Berardi, prova a superare la sua diretta avversaria, sterza, viene colpita, non si butta giù, anticipata dalla numero 8 in mezzo al campo, riparte quindi a Roma Calcio Femminile, gira palla dietro da Mari. Verso Falloni, si gira bene in pressing Padovan, ancora la numero 10 che è molto veloce ma non riesce ad agguantare la sfera in questo caso. Ancora Gagliassi fa la sponda per Marini, alza la testa, lato opposto del campo, c'è Padovan, troppo lungo il passaggio, quindi rimessa per i bianchi. De Stradis lotta, conquista la rimessa. Lancio in profondità, la fascia destra, la numero 9 Rossi,
tiene in campo la palla. Buono il disimpegno di Lauria in profondità adesso però Padovan, ma la numero 2 Falloni non molla, non si fa superare Falloni, ma si sta facendo vedere nella metà campo offensiva l'Unico Mezia. C'è un calcio di punizione proprio a favore dell'Unico Mezia. Matti, fammi il gol! Matti, vattene dentro! Forte dentro l'area, allontana però la difesa dei bianchi. Marini lascia scorrere, rimessa per i rossi. Gioco pericoloso fischiato dall'arbitro, i danni di Lauria. Lancio teso in avanti, lo staglio buono in profondità per Padovan che parte e da solo di fronte al portiere. Padovan, la rete della numero 10, Padovan lanciata a rete molto bene da Gagliassi, quindi pareggio meritatissimo per la Unico Mezia. Però non ha messo informazione, ha messo Madri, sì. Ho capito, che ne so, quello lì manco giocava, è entrato a fatto 10 minuti a Ora Lauria, la numero 7, in mezzo al campo, De Stradis, pallone in profondità, la numero 4 che spazza via, Falloni la tiene in campo, si gira in qualche modo, prova a disimpegnarsi, ci riesce anche bene, poi Di Bernardino passa in mezzo al campo, lo finisce adesso a Lauria, ancora Marini,
terza la difesa dei bianchi. Contropiede con la numero 10 che lancia a rete l'avversaria, scarica il capitano verso lo stadio, lancia un campanile altissimo, la numero 7 la mette giù in qualche modo, poi il pallone viene rispedito in avanti dalle parti di Bernardi, e la numero 5 Favelli lascia scorrere. Lanciata rete di Bernardino. Gira Rossi, va in pressing Bernardi sulla sinistra, retropassaggio verso Mari, stoppa con Mancino, allarga male però c'è Padovani in pressing, non riesce per un pelo a togliere il pallone alla retroguardia dei bianchi, poi Falloni parte sempre con la sua cavalcata in contropiede, la numero 11 alza la testa, scarica dietro verso la numero 8 Carusotti, lancio in profondità sulla destra, interessante ma un tantino lungo, quindi rimessa per i rossi. Una 1 Santo a Roma, sta per giorno Muriel assist Traetti. Il primo 8 punti a 5 Calcio in avanti, la numero 4 allontana, si lascia scavalcare Gavita. primo vince il gioco non sempre punti. Lanciata nello spazio, Berardi non riesce a tenerla in campo, ma buone reazioni delle manovre dell'Unico Mezio.
mette giù, la passa a Gagliassi, alla sponda Gagliassi, la numero 7 Lauria, lotta, poi la perde, contropiede per la Roma Calcio Femminile. Estradis in qualche modo vede il pallone, però è ancora Falloni sulla sfera. Falloni prova la conclusione, lo Staio blocca senza problemi. Ma sei il Juventino fino all'anno scorso? Stasera la tiro fuori. Lancio in profondità per la numero 10, bellissimo. La numero 10 non riesce sul più bello a tirare, poi il tiro smorzato col mancino. La conclusione è struzzata poi in mezzo al campo. Lo Staio con tranquillità blocca. In profondità per Gagliassi, la numero 4 che fa la sponda all'indietro per Mari sotto pressione, gioca sempre però anche sbagliando. Padovano adesso c'è un calcio di punizione. Sai caramelli, non si è capito chi è. Quindi bene, 1-2 Falloni, la Lauria si mette in mezzo. Brava Gine, ancora Gine. Brava. Lo Staio la perde clamorosamente. Un errore dell'estremo difensore dell'Univo Mezia. Stava per costare caro. Va a rilancio lungo verso Gagliassi. La spizza una giocatrice dei Bianchi. All'indietro per Mari, che preferisce sempre giocarla corta, rischia molto. Ancora Mari. Dai, giochiamo, giochiamo. Bernardi, prova il destro Bernardi. Berardi, scusate. Con calma, con calma. Fa il popolatore. Via! Dov'è sto gol? Corta la palla. Ma non tira come papà. Gagliassi lotta con il fisico, riesce a girarsi bene in mezzo al campo, ma si scontrano tra loro le giocatrici.
Per la numero 7 si gira. Troppo debole il tiro. Brava Lavi. Assistenza. Valerio, che dici qualcosa? Che fate male qua? Non c'è uno nell'altro, Calma, tranquilla, gioca. Forte dentro l'area, palla che rimane lì, nessuno allontana bene. Poi Di Bernardino prova il destro deviato, rimessa dal fondo. Dai pure da Roma. Profondità Di Bernardino, numero 10, scambia. C'è un errore però nel passaggio. Numero 4 Marini comincia l'azione, poi il 5 dei bianchi. Pallone forte in avanti verso Berardi, però la numero 2 ripiega molto veloce, si gira bene anche con una finta. Non sono razzista io. Di Bernardino col destro la mette dentro l'area, lato opposto, si gira, fa la sponda male, allora Padovan riparte in contropiede, la perde, la riconquista Padovan, contropiede, la numero 10 in profondità verso Gagliassi, non ci arriva. Calcio di punizione a favore dell'Unipomezia. Salisci, salisci. Perché? Ma che ha chiesto la distanza? Ma che sta a fare? Sì, un metro più là. Perché io Ma siamo con la Roma. non è una verità. Silenzio.
Serena, o dai pure. O dai pure. No, non puoi. Dopo ci faccio io 2 chiacchiere con l'altro. Ha deciso? Quando che sta distanza, io ma se chiamo distanza, non devo aspettare. Posso battere pure subito. Fatto rientrare pure In mezzo al campo c'è il fuorigioco. Era stata pescata Padovan. sta lì per finire. Perché la distanza fischi te. Se no io lo metto palla a terra e tiro. Ancora Falloni, palla al piede, molto veloce la numero 2. Dai Ludo, dai Ludo! Perde veramente il mezzo al campo. Queste palle almeno. Calcio di punizione. Ancora Padovan, brava in mezzo al campo a scippare la sfera. Poi è Destradis. Marini. Controfallo. Sì, la vi! Tira Giulio! Io penso che la giornata adesso faccio vedere il figlio. La numero 9, la conclusione è bloccata dallo Staglio. Manca molto alla fine del primo tempo. 6-4 minuti. Non c'è verso Berardi, mette giù in qualche modo. Una cosa buona, sto a Pallone in passare. profondità per Gagliassi. La numero 9 la stoppa. Prova a calciare in porta, viene bloccata sul più bello. Vai Berti! Padovan se la ritrova lì, non riesce anche lei a calciare in direzione porta. Fermata con un fallo. Come la madre! Oh, io sono obiettiva.
Segnalato la numero 2 Falloni, Faglia, Ludo. avanza palla al piede, il terzo in mezzo al campo, cerca l'1-2 con una giocatrice numero 11 sgambato. Poi Carusotti, lontana Marini, Padovan alla sponda, pallone lanciato in avanti, male, quindi riparte Padovan verso Gaiassi perde anche questa. No, ma se te fa passare quella, mamma mia, la capocciata a bucare. Sì, falla passare così che sta a Roma, mia la capocciata. Dai, si è fermato! La numero 7 si gira e calcia, lo Staglio blocca con facilità. Vai! Dai! Dai, Sare! La numero 10 può calciare in porta, potente, il pallone che esce di poco sopra la traversa, buona la conclusione di Bernardino. Finisce il primo tempo 1-1.